Ciao da Nicoletta, sono qui con Valeria che è ora un'amica, al tempo un'ex allieva. Poi la cosa bella è che lei ha fatto il corso da me, poi io ho fatto Pilates da lei perché lei è una maestra di Pilates e mi ha fatto scoprire questa magnifica disciplina. Ti vai a dare un'occhiata perché il Pilates è veramente ottimo. E invece tu come mi hai conosciuto? Era un aperitivo con degli amici e è stato come, cioè, da una chiacchiera all'altra esci fuori di questo corso veramente interessante. Io sono arrivata senza dare nemmeno la serata informativa e molto sorpresa faccio una chiamata alla mia figlia che di conseguenza è arrivata senza nessun preavviso e ha fatto il corso con me per il weekend e mi sono divertita tantissimo e da lì mi sa che per tanti altri momenti abbiamo passato assieme a fare un po'... La crescita poi chiama crescita. Esatto. E mente e corpo sono un in T. Io l'ho aiutata con la mente, lei mi ha aiutato col corpo, giusto col Pilates. Ecco la pillolina di oggi, le cose non sono sempre quelle che sembrano. Due angeli viaggiatori si fermarono per passare la notte alla casa di una famiglia ricca. Era una famiglia di persone molto avare, che si rifiutavano di far dormire i due angeli nella camera degli ospiti. Concessero loro solo un piccolo spazio fuori, sul pavimento del pergolato davanti alla casa, poverini. Mentre gli angeli si preparavano, come potevano un giaciglio per terra, il più vecchio dei due vide un buco nel muro e lo riparò. Quando l'angelo più giovane gliene chiese il motivo, lui rispose soltanto: le cose non sono sempre quelle che sembrano. La notte dopo la coppia di angeli cercò riparo nella casa di una famiglia molto povera, ma molto ospitale, dove furono accolti da un contadino e dalla moglie. Dopo aver diviso con i due angeli lo scarsissimo cibo della cena, i contadini insistettero per cedere i loro letti, dove finalmente gli angeli viaggiatori poterono riposare comodamente. La mattina dopo, quando il sole sorse, gli angeli trovarono l'uomo e la moglie in lacrime. La loro unica mucca, la loro unica fonte di sostentamento giaceva morta nel campo. Il giovane angelo si infuriò e chiese al più vecchio come avesse potuto lasciare accadere una cosa del genere a delle persone così buone. Al primo uomo, che pure aveva tutto e fatto un favore, lo accusò. Questa famiglia, benché ha pochissimo, è stata pronta a dividere tutto con noi e tu hai lasciato che la loro mucca morisse, non è giusto. Le cose non sono sempre quelle che sembrano, replicò l'angelo più anziano. Quando eravamo nel cortile della villa, ho notato che c'era dell'oro nascosto nel muro e che si sarebbe potuto scoprire grazie al piccolo buco, in modo tale che avrebbero avuto modo di trovare anche quella ricchezza. La notte scorsa, poi, mentre dormivo nel letto del contadino, venne l'angelo della morte per portarsi via sua moglie. E io invece di lei le ho dato la mucca. Le cose non sono sempre quelle che sembrano. Qualche volta questo è precisamente quello che succede quando le cose sembrano non andare come dovrebbero. È una cosa che anche in questi giorni mi sto dicendo, non capisco il senso di alcune cose, non so perché, e prima o poi capirò il senso e quando lo capirò sarò ancora più forte, avrò fatto un passo oltre, anche perché l'universo è intelligente. Chi sembra prendere e non avere il diritto, probabilmente poi l'universo nel tempo toglie. Chi si sente costretto a dare anche se non sarebbe necessario o giusto dare, probabilmente nel tempo viene ripagato dall'universo. Chi è nel bisogno, Valeria, si chieda perché è nel bisogno. Io sono convinta, grazie all'esperienza, di una cosa, che chi è nel bisogno è perché vibra nella lunghezza d'onda del bisogno, è perché ha paura di non avere abbastanza, è perché continua a frequentare persone che sono nel bisogno. Monia le chiamerebbe gli accattoni. C'è chi invece vibra a una frequenza più alta e probabilmente attira cose più alte. E tu in che frequenza vibri? Cos'è che c'è nella tua vita che non è ciò che sembra? Riflettici. Ciao! Ciao ciao!